Una web radio all'interno di una scuola. Questa è la giornata di inaugurazione della radio dell'Istituto Odierna di Palma di Montechiaro. Siamo particolarmente felici oggi di portare a compimento questa attività che ci vede impegnati già da un intero anno. L'emergenza sanitaria ha chiaramente impedito l'inaugurazione lo scorso anno scolastico e oggi finalmente riusciamo a dedicare ai nostri alunni questa radio, questa web radio unica nelle scuole della Sicilia e pochissime in tutto il territorio nazionale. Questa attività è stata realizzata grazie a una delle azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale in rete con la Scuola Pitagora di Rente. I nostri alunni insieme ai loro docenti e insieme ad alunni e docenti di tantissime scuole d'Italia hanno avuto la possibilità di portare a compimento anche un corso di formazione sulla comunicazione radio e video. Oggi inauguriamo anche i locali dedicati alla web radio. Chiaramente per noi è un investimento sul futuro dei nostri giovani che avranno la possibilità di approfondire le tematiche dell'Agenda 2030 sulla cittadinanza attiva, sullo sviluppo sostenibile, attraverso una metodologia sicuramente innovativa che va al di là della lezione frontale e vede i nostri alunni protagonisti direttamente del loro percorso di approfondimento. Abbiamo portato a termine e il 16 si potranno ammirare le varie realizzazioni delle scuole e tutti ottimi prodotti alla fine di questo percorso anche divertente che ha fatto capire a molti giovani che non avevano mai avuto modo di avvicinarsi ad una realtà come la radio, di capire che ci sono altri metodi di comunicazione rispetto a quelli che loro sono soliti utilizzare. Sono abituati ormai a comunicare con i social, a comunicare con la nuova tecnologia digitale. Però dobbiamo tenere presente che ci sono alcuni mezzi che ancora tengono bando, come i media, come la televisione e come la radio. Da piccolino ho sempre sognato insomma, di avere una radio al liceo, no? La scuola dove stavo, perché vedevo i loro film animati americani e c'era sempre la radio della scuola. Questa cosa era un sogno, il fatto che voi possiate viverla mi fa veramente un sacco di piacere. Voi alunni avete realizzato dei podcast che poi andranno in onda. In particolare, qual è stato l'argomento di cui vi siete occupati in questa prima fase? Ci siamo occupati del Goal 3, quindi salute e benessere dell'Agenda 2030 e più precisamente ci siamo occupati della musicoterapia. Ed è stato molto bello, soprattutto perché abbiamo avuto l'opportunità di entrare in contatto con nuovi strumenti e di socializzare. È una cosa molto bella anche da provare, soprattutto io personalmente non me l'aspettavo di rientrare in questo grande gruppo che mi ha dato delle grandi esperienze e soprattutto mi ha fatto imparare nuove cose e sono davvero onorato di far parte di questa piccola famiglia, possiamo dire. Uno strumento che continuerete ad usare? Lo faremo nel migliore dei modi. Potrebbe essere un'idea da spendere anche per, ad esempio, una futura professione, cioè questo mondo della comunicazione, della radio, dei media. Vi piace? Sì, senz'altro potrebbe essere una delle tante ipotesi, se non diciamo quella tra le più appetibili e piacevoli da intraprendere per un giovane ragazzo. Abbiamo avuto un approccio in prima persona e quindi abbiamo anche capito come funziona. Questo progetto ha visto formarsi alcuni professori dell'Istituto Odierna. Come passare dalle materie curriculari, nel suo caso storia dell'arte, al mondo della comunicazione? Naturalmente ho scoperto un mondo perché non lo conoscevo, ovviamente quello che è la tecnologia, quello che è praticamente il microfono stesso, il parlare davanti a un pubblico che non esiste, non c'è visibilmente, per cui
È stata sicuramente una bellissima e arricchente esperienza. Per me è stato veramente entusiasmante partecipare a questo corso di formazione perché mi ha vista affiancare i ragazzi giovani. All'inizio sinceramente mi sono sentita catapultata in un mondo che non conosco, però piano piano ci ho preso gusto e ci siamo divertiti, abbiamo giocato con i nostri alunni e abbiamo visto i nostri ragazzi e diventare speaker, conduttori radiofonici, conduttori di un GR. Che dire, veramente un'esperienza formativa ad alto livello. Lei si è occupato dell'allestimento vero e proprio della radio, nella sua struttura, nelle sue componenti. Che realtà è? È una radio che è stata allestita per l'appunto in ogni sua parte con tanto impegno, fantasia e con voglia di fare. È stata una sfida che ho preso a piene mani per riuscire ad allestire appunto da un punto di vista pratico quello che è poi è diventata la web radio. Web radio che offre la possibilità di trasmettere in streaming non solo l'audio ma anche il supporto video per poi poter anche acquisire solamente parte di questi spezzoni e quindi realizzare dei podcast che possono essere fruibili dall'esterno anche in un secondo momento. Da oggi possiamo dire che l'Istituto Odierna è pronto per andare in onda e questo è l'avvio di un progetto che parte da lontano. Il progetto ha avuto lo scopo delle competenze di base della lingua italiana, nonché addirittura possiamo dire che per ampliare la dimensione critica dello studente rapportato nel contesto territoriale e scolastico. Ha usato delle belle parole per benedire questo luogo. Il pericolo che si corre è quello di trasformarlo in un luogo in cui si dicono parole senza pensieri. Io spero che la radio ai nostri ragazzi invece dia questa possibilità di collegare pensieri e parole, di metterle insieme, perché non ci possono essere pensieri che rimangano nascosti, no? E nemmeno ci possono essere parole che non esprimano pensieri. Non solo, ma tante volte noi adulti abbiamo dato un cattivissimo esempio ai ragazzi utilizzando le parole per nascondere i pensieri. Invece le parole servono per esprimere i pensieri e proprio nell'espressione dei pensieri si cresce, si matura e culturalmente si cambia. E noi a Palma non abbiamo un problema di ordine pubblico, abbiamo un problema culturale e questa è una buona occasione perché il problema culturale possa cominciare ad essere affrontato. Oggi si inaugura l'unica radio in Sicilia all'interno di una scuola. Oggi siamo qui in una scuola che rappresenta il fiore all'occhiello per la scuola agrigentina, una scuola che partecipa a tutti i concorsi e normalmente le vince. Io credo che in una realtà come Parma, per quello che rappresenta nella nostra provincia, con tanti problemi socio-economici, e quindi è importante che la scuola, che mette a disposizione sicuramente del territorio anche questa web radio che gli permetterà di comunicare con il mondo, allora questa cosa può veramente aiutare questo territorio in un momento di crescita, cercando di alleviare quelli che sono i numeri della dispersione scolastica. Questa scuola è diventata un'eccellenza e lei ne ha fatto parte. Da quando ero alunno io a oggi questa scuola è migliorata in tanti servizi, in tanti settori. Gli alunni con questa radio digitale avranno modo di comunicare anche con l'esterno e quindi espandere la loro voce alla città e a tutta la comunità.